Salve a tutti, facciamo ora lo studio di una funzione esponenziale con esponente fratto. La funzione è questa, è elevato alla x più 2 fratto x meno 1. Allora, in generale l'esponenziale è definito per ogni valore dell'argomento. L'unica cosa a cui dobbiamo stare attenti è che questo denominatore non deve essere uguale a 0, quindi x meno 1 deve essere diverso da 0, meno 1 lo portiamo dall'altra parte, x diverso da 1. Quindi il nostro insieme dominio è i numeri reali tolto l'elemento 1. O lo scriviamo così oppure x diverso da 1, sì, è uguale a questo. Ok, lo scriviamo così o così. Allora, qui c'è disegnato il grafico di e alla x per l'esponenziale per aiutarci un attimo nelle considerazioni successive. Allora, quindi appunto da qui vediamo che la funzione esponenziale è sempre positiva. Quindi la nostra funzione sarà non importa quanto vale l'esponente, sarà sempre positiva. L'unica cosa è che non si può calcolare in 1, però altrove sarà sempre positiva. Adesso, appunto perché c'è questo punto qua dove non si può definire la funzione, vediamo cosa succede quando x tende a 1. Però dovremmo vederlo separatamente quando tende a 1 da sinistra e da destra. Limite per x che va a 1 da sinistra della nostra funzione. Allora possiamo praticamente portare l'esponenziale fuori, diciamo in un certo senso. Allora scrivere che è elevato al limite per x che va a 1 da sinistra di questa frazione, e qua facciamo la cosa analoga col limite per x che va a 1 da destra. E adesso vediamo un attimo quando x va a 1. Qui al numeratore abbiamo 1 più 2 che fa 3. Sì, anche qua, quando x tende a 1, quindi al numeratore abbiamo 3, una costante positiva. Al denominatore abbiamo 1 meno 1, 0. Abbiamo una costante positiva diviso 0. Quindi andrà a infinito, ma andrà più infinito o meno infinito? Beh, pensiamoci un attimo. Allora, quando x va a 1 da sinistra significa con valori più piccoli di 1. Mettiamo ad esempio 0,9. 0,9 meno 1 è negativo. Qua avevamo 3 che era positivo. Abbiamo quindi che va a meno infinito. È alla meno infinito. Questo forse è un po' informale, se no potete scrivere con una freccia che questo tende a meno infinito. E qui, vediamo, succederà l'opposto, quando x va a 1 da destra, con valori un po' più grandi di 1, diciamo 1,1. 1,1 meno 1 è positivo. Qua avevamo 3, allora questa cosa va a più infinito. Anche qua forse è informale, se lo scrivete con una freccia che questo tende a più infinito. Comunque, quando l'argomento dell'esponenziale va a meno infinito, l'esponenziale va a 0, quindi questo limite è 0. Quando l'argomento esponenziale va più infinito, l'esponenziale va più infinito. Ok, e quindi troviamo questa cosa un po' insolita. Sì, x è uguale a 1 è l'asintoto verticale, ma asintoto verticale destro, perché solo facendo il limite da destra questo è un asintoto verticale. Andando da sinistra abbiamo un valore finito, che è 0, tra l'altro in questo caso, ma potrebbe essere anche un altro valore. E quindi abbiamo questa cosa un po' insolita, che abbiamo un asintoto verticale soltanto da una parte, ad esempio qui soltanto destro. Ok, vediamo se esistono asintoti orizzontali. Limite per x che va a infinito della nostra funzione. Come prima facciamo è elevato al limite per x che va a infinito di questo. Questa è una funzione razionale, possiamo prendere termine grado massimo il numeratore e il denominatore, che qua è x fatto x è 1, limite di 1 è 1, e quindi abbiamo e alla 1, che è uguale ad e, il numero di Neppero, che vale circa 2,7, ricordatevelo. E allora quindi abbiamo, quando x va a infinito, la funzione tende ad e, quindi y uguale è l'equazione asintoto orizzontale. Calcoliamoci la derivata della nostra funzione. Allora, la derivata dell'esponenziale è l'esponenziale stesso, la derivata di e alla x è alla x, quindi però qui è funzione composta, abbiamo e all'argomento che avevamo prima per la derivata dell'argomento. L'argomento è una frazione, dobbiamo fare la derivata di una frazione, derivata del numeratore 1 per il denominatore x meno 1
meno numeratore, per la derivata il denominatore, che è 1, fratto denominatore al quadrato. Allora, adesso qua andiamo insomma, a semplificare, l'abbiamo anche portato davanti, ok? Allora, e quindi troviamo qua che abbiamo meno 3 fratto x meno 1 al quadrato per e elevato a quella frazione. Allora, adesso per vedere il segno consideriamo questo. Vabbè, allora comunque questa derivata prima non è definita in 1, ma come non era definita nemmeno la funzione, quindi in 1 qui non è definito. Allora, l'esponenziale, qualsiasi sia il valore, è sempre positivo. X meno 1 al quadrato è sempre positivo. Qui abbiamo un meno 3 e quindi la nostra derivata prima sarà sempre negativa e quindi sempre decrescente. La funzione sarà sempre decrescente. Ok, adesso andiamo a calcolarci la derivata seconda. Qui ho ricopiato l'espressione derivata prima. Adesso per calcolare la derivata seconda lo vediamo come derivata di un prodotto. Abbiamo questo termine per questo termine. Allora bisogna fare la derivata di questo per il secondo più questo per la derivata di questo. Allora, incominciamo. Derivata di questa frazione, questo meno, penso di metterlo qua insieme al 3, che abbiamo un meno 3. Allora, derivata del numeratore 0 per il denominatore, meno numeratore, quindi meno meno 3, quindi più 3, per la derivata del denominatore, qui abbiamo 2 x meno 1 alla 1, per derivata di x meno 1 che è 1, fratto denominatore al quadrato, quindi x meno 1 al quadrato diventerà x meno 1 alla quarta. Allora, e questa è solo la derivata di questo, che va moltiplicata con il secondo fattore. Poi abbiamo il primo fattore, lo ricopiamo così come sta, per la derivata del secondo, ma questo fattore vedete che è uguale proprio a f di x, e questo è proprio f di x, e quindi noi dobbiamo calcolare la derivata di f di x, ma ce l'abbiamo scritta qua, quindi qui dobbiamo moltiplicare proprio con tutta la derivata, l'abbiamo scritto qua. Ok, allora qua va bene, questo si elimina, qui abbiamo 6 che moltiplica questo, svolgo questa cosa e trovo questo per esponenziale. Poi qua abbiamo meno per meno fa più, 3 per 3 è 9, più 9 fratto x meno 1 alla quarta, andiamo a moltiplicarli, per questo esponenziale. Adesso raccolgo l'esponenziale e devo sommare questa frazione con questa frazione, hanno già il denominatore comune, quindi 6x meno 6 più 9. Adesso qua, vabbè, calcolo, no? E trovo alla fine 6x più 3 fratto x meno 1 alla quarta per l'esponenziale di quella frazione che avevamo all'inizio. Questa è la derivata seconda. Vediamo quando si annulla la derivata seconda, cioè quando 6x più 3 è uguale a 0. Risolviamo questo e troviamo x uguale meno un mezzo. Ok, scriviamo il segno della derivata seconda. Allora, in 1 non è definita, così come non era definita nemmeno la funzione. Ok, in meno un mezzo la derivata seconda vale 0. E allora adesso guardiamo l'espressione. Questo esponenziale è sempre positivo, questa è una quarta potenza, è sempre positiva, quindi in pratica ci interessa solo il segno di 6x più 3, che è una retta crescente perché il coefficiente di x è positivo, una retta crescente, e allora abbiamo prima meno e poi più, passando attraverso meno un mezzo, e qui ancora continua col più, prima meno poi più. Allora abbiamo la concavità qui che è negativa, abbiamo la concavità così, qua è positiva, concavità così, così ci si può ricordare, giusto per ricordarselo, con le parabole, che quando il coefficiente di x al quadrato è negativo abbiamo una parabola rivolta in giù, quando è positivo abbiamo una parabola rivolta in su, solo per ricordarci. Allora, quindi adesso vediamo qua com'è la situazione. Abbiamo concavità così, questo qui in x è uguale a meno un mezzo, avremo un punto di flesso. Abbiamo il punto di flesso, e per sapere proprio esattamente dove è il punto ci calcoliamo anche quanto vale la funzione in meno un mezzo, quindi dove sarà questo punto. Ok, la funzione, l'espressione ce l'abbiamo qua, e elevato a. Allora, qui al posto di x dobbiamo mettere un meno un mezzo più 2, meno un mezzo più 4 mezzi. Qua abbiamo x meno 1, meno un mezzo, meno 1, quindi meno un mezzo, meno 2 mezzi.
Quindi meno un mezzo più 4 mezzi fa 3 mezzi, meno un mezzo meno 2 mezzi fa meno 3 mezzi. Abbiamo 3 mezzi fratto meno 3 mezzi e meno 1. Quindi abbiamo E alla meno 1, che sarebbe 1 fratto E, che ho calcolato è circa 0,4, giusto per fare il disegno. Adesso qui abbiamo tutte le informazioni, sono state riassunte la funzione, la derivata prima, la derivata seconda, gli asintoti. Allora attenzione, questo asintoto qua verticale x uguale a 1 perché vale solo andando a 1 da destra. Ricordiamo che andando a 1 da sinistra avevamo 0, quindi andando verso questo valore 1 da sinistra la funzione andrà a 0, un valore finito. Allora, adesso quando dobbiamo disegnare il grafico io consiglio sempre prima di disegnare gli asintoti x uguale a 1, y uguale a e è circa 2,7. Allora, poi ho disegnato anche il punto di flesso, quando x ce l'abbiamo per x uguale a meno un mezzo e vale circa 0,4, sarà circa qua. Ancora un punto che non avevamo calcolato prima, allora possiamo pensare un attimo a questo, e alla 0 vale 1, e quando è che questa cosa vale 0? Quando x più 2 è 0, quindi quando x uguale a meno 2, quando x uguale a meno 2 abbiamo e alla 0 che è 1, abbiamo anche questo punto qua. Allora, poi bisogna togliere i punti del piano dove non c'è la funzione è sempre positiva, quindi togliamo la parte negativa. Allora, quando abbiamo questo asintoto verticale, attenzione, solo quando andiamo a 1 da destra. Quindi proveniamo qua, sì, andiamo a 1 da destra. E poi uno potrebbe pensare, boh, ma forse può andare giù così e poi avvicinarsi all'asintoto. Ma se fosse così avremo un minimo locale, non l'abbiamo trovato, non c'è, quindi deve per forza avvicinarsi all'asintoto così. Allora, da questa parte il limite non è infinito, è 0, l'ho detto un attimo fa. Quando la funzione tende a 1 da sinistra, la funzione va a 0, quindi va verso di qua. Comunque, adesso vediamo qua. Abbiamo la funzione che comunque è decrescente. E abbiamo qua a sinistra di meno 1 la concavità di questo tipo, possiamo considerare questo pezzo, poi la funzione passerà di qui, dovremo il flesso, qui cambierà la concavità, passeremo da questo a questo, quindi adesso è un po' difficile disegnarlo preciso, però ecco qua cambia la concavità, penso mi è riuscito bene. Questo è un punto della funzione. Adesso qua, come vedete, cresce piano. A un certo punto andrà verso questo asintoto, però adesso qua non mi sta sul disegno. Vabbè, questo è il grafico. Per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.